Buonasera, i titoli di Sicilia 24. Femminicidio a Catania, travolge con l'auto la moglie e uccide l'amica che si sarebbe intromessa per allontanarla da lui. Fermato il 52enne Piero Maurizio Nasca, l'uomo era sotto processo per violenze sulla coniuge. Si torna a sparare nel quartiere di Librino a Catania, ferito un 21enne ricoverato in prognosi riservata, forse un regolamento di conti per motivi personali che farebbero escludere legami con la criminalità organizzata. 4 comuni siciliani alle urne per i ballottaggi, domani e lunedì si voterà per eleggere il sindaco a Siracusa, Cireale, Aci Sant'Antonio e Piazza Armerina. Frenata sull'alta velocità, dubbi sull'utilizzo dei fondi del PNRR per il completamento dei lavori sulla tratta ferroviaria Palermo-Catania, ma il ministro Salvini replica: le opere non sono a rischio. Parte la stagione balneare della Playa di Catania, aperta la spiaggia libera numero 3, subito presa d'assalto dai bagnanti. La prossima settimana sarà la volta delle altre 2 e dei solarium della Scogliera. Buonasera, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque, lo sentivate dai titoli, è stato fermato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio aggravati Piero Mauro Nasca, l'uomo che questa mattina nella zona industriale di Catania ha travolto con l'auto la moglie rimasta ferita e un'amica della donna morta proprio sul colpo. Secondo la procura sarebbe stata proprio l'amica il bersaglio. L'uomo era sotto processo per violenze sulla coniuge. Emanuela Corsi. È stato fermato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio aggravati Piero Maurizio Nasca, il 52enne che ha travolto con l'auto la moglie rimasta ferita e un'amica della donna, morta invece sul posto. Sarebbe proprio l'amica l'obiettivo principale di quello che inizialmente era sembrato un incidente avvenuto nella zona industriale di Catania e che invece è l'ennesimo caso di femminicidio. Nell'8ª strada della zona industriale sono le 12 circa, quando un'auto investe le 2 donne che si trovano nei pressi di una casa di cura. La vittima di 69 anni si chiama Cettina De Bormida, per gli amici Cetti, come si fa chiamare sui social. La donna, originaria di Centuri Pennellennese, si trovava in compagnia di Anna Longo, moglie di Nasca. Secondo la ricostruzione della procura, Cetti De Bormida sarebbe stata colpevole di aver tentato di convincere l'amica a lasciare il marito. Nasca infatti ha processo per violenze sulla consorte. L'uomo, che in passato era stato denunciato anche per reati contro il patrimonio, era stato sottoposto nel 2018 all'ammonizione da parte del questore. Nonostante ciò, la moglie sembrava volersi riavvicinare a lui, ma la presenza di quell'amica stava diventando forse troppo ingombrante per l'uomo e potrebbe essere stata la scintilla del folle gesto. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini della zona che hanno chiamato il 112. Successivamente è stato lo stesso Nasca, rimasto fermo in auto, a chiamare la polizia per consegnarsi e confessare. L'uomo, quando è stato bloccato dagli agenti delle volanti, era sotto shock. Sotto shock anche la moglie di Nasca, che è ricoverata all'ospedale San Marco di Catania, non in pericolo di vita. La donna ha parlato con gli agenti di polizia intervenuti sul posto prima di essere portata in ospedale con un'ambulanza del 118. Restiamo a Catania, si torna a sparare nel quartiere di Librino, è in prognosi riservata un giovane ferito a colpi di arma da fuoco sul viale Bummacaro. Indagano i carabinieri che escludono legami con la criminalità organizzata. Tonino De Mana. Il profilo del ferito, incensurato, lascia pensare che il fatto non sia legato alla criminalità organizzata, ma ad un episodio riconducibile a dissidi di natura privata. Si muovono in questa direzione i carabinieri di Catania che stanno indagando sulla sparatoria avvenuta ieri sera nel quartiere di Librino. Erano da poco trascorse le 23 quando un ragazzo di 21 anni è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre si trovava sul viale Bummacaro all'altezza del Civico 6. Il giovane, trasportato d'urgenza con un'ambulanza del 118 al vicino ospedale San Marco, si trova ora ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico resosi necessario per asportare la milza. Un solo il proiettile sparato che lo ha colpito all'addome dopo aver perforato il braccio. Non è ancora chiaro il momento del grave fatto di sangue, con i carabinieri della compagnia di Fontanarossa che stanno scandagliando la sfera personale del giovane. L'unica certezza degli investigatori è che il 21enne non apparterrebbe ad alcun sodalizio criminale.
L'ennesima sparatoria a Catania ripropone il tema della sicurezza. Proprio ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva partecipato ad una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal prefetto Maria Carmela Librizzi e da cui ha preso parte anche il neosindaco trentino, assicurando maggiori risorse in termini di uomini e mezzi per il presidio del territorio. Si è chiuso il cerchio attorno all'autore della sparatoria alle porte di Ortigia. La squadra mobile di Siracusa ha arrestato un 22enne incensurato che a bordo di un furgone ieri mattina ha sparato un colpo di pistola colpendo una gamba a un giovane che sostava davanti a una bancarella del pesce. Il movente del ferimento al vaglio degli inquirenti, la pistola è stata trovata dagli agenti insieme ad alcune cartucce. E ancora ci spostiamo questa volta ad Agrigento, dove la procura ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di duplice omicidio stradale il 42enne che ieri era alla guida dell'Audi che ha tamponato la Fiat Panda che ha poi preso fuoco. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 640, l'Agrigento Caltanissetta, all'altezza del bivio per Favara. Nel rogo dell'auto sono morte le due persone che erano a bordo: Giuseppe Nobile di 75 anni e la compagna Calogero Stella di 70 anni. Voltiamo ancora pagina, l'inflazione in Sicilia si fa sentire maggiormente a Palermo, che è la seconda città più cara d'Italia. Siamo stati in uno dei mercati storici della città per verificare l'aumento dei prezzi. Sentiamo Marco Gullà. Avvicinate, sì, avvicinate. Aiuto al mercato a cattare un po' di La Sicilia continua a rimanere sotto il gioco dell'inflazione. Nell'isola l'aumento dei prezzi al consumo non smette di aggredire i portafogli delle famiglie siciliane. Palermo è la seconda città più cara d'Italia per i rincari degli ultimi mesi. Così siamo andati in uno dei mercati storici del capoluogo siciliano, quello del Capo, che fino a qualche anno fa era un'oasi del risparmio e che invece adesso ha dovuto rimodulare i prezzi. I primi ci ha danneggiato. I primi. Purtroppo al mercato è troppo cara la roba. La gente che dice? Si lamenta perché è cara. Purtroppo questa è. I cari sono ovunque ormai. Ormai il problema è che non si è capito cosa sta succedendo, perché in realtà credo che ci sia un problema a monte. Cioè il problema secondo me parte dal fornitore iniziale, dall'industria, dai supermercati soprattutto, perché la distribuzione moderna oggi cerca di mantenere più o meno il prezzo, ma in realtà non ce la fanno, anche perché loro devono rispettare i loro margini. Molti turisti, pochi cittadini. I mercati storici di Palermo soffrono l'aumento dei prezzi. Praticamente il mercato in se stesso sta morendo. È diventato qua una zona di street food, si vende solo questo. Gli altri prodotti siamo in via di estensione qui. Quelli che facciamo in mercato. Sempre meno palermitani si vede. Sì, certo, sempre meno palermitani, tutti i turisti come lei ben può vedere. Il mercato del Capo poi è abbastanza caro rispetto per esempio al mercato di Ballarò, è molto più economico. Forse perché è diventato un po' d'élite anche il mercato del Capo, non lo so, dico, questa è la mia sensazione. E se prima questo mercato era una strada del risparmio, adesso invece l'inflazione ha cambiato tutto. Il popolo palermitano tengono un pochettino a comprare meno cose per la crisi che c'è. Però la gente viene di meno rispetto a prima. Però grazie al turismo, ringraziando a Dio, che qualche cosina si riesce a vendere. Cosa dice la gente? Che magari è aumentato qualcosa? È aumentato tutto, il doppio, non è che è aumentato qualche cosina, è aumentato tutto il doppio. Sodaxano, c'è cosa bella, sodaxano, ragazzi! Due bossoli sono stati trovati ieri pomeriggio da personale della Polizia di Stato della scorta di Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi nei pressi dell'hotel a Bologna, dove l'uomo soggiornava per partecipare ad un incontro alla scuola di pace di Montesole di Marzabotto. Ispezionando e bonificando l'area intorno all'hotel, gli agenti della scorta hanno notato a terra i due bossoli a una ventina di metri di distanza dall'ingresso. Si trattava, a quanto si apprende, di bossoli a salve un po' arrugginiti. Tuttavia si è data attuazione al protocollo di sicurezza previsti in queste circostanze e d'intesa con l'interessato Antoci è stato spostato dalla struttura e fatto alloggiare in un altro albergo della città. Per la pagina della politica, ballottaggio nel fine settimana nei 4 comuni siciliani che non sono riusciti a eleggere i sindaci al primo turno. Si vota a Siracusa, ad Aci Sant'Antonio, a Cireale e Piazza Armerina. Maglio Viola.
Siciliani chiamati nuovamente alle urne domenica 11 e lunedì 12 giugno, ma solo in 4 comuni dove sarà necessario il ballottaggio per eleggere il sindaco. Si tratta di un capoluogo di provincia, Siracusa, 2 comuni del Catanese, Aci Reale e Aci Sant'Antonio, e uno dell'Ennese, Piazza Armerina. A Siracusa tornano a duellare Ferdinando Messina con le sue 7 liste, tra cui DC, MPA, Lega e Fratelli d'Italia, e Francesco Italia, sindaco uscente, fermo al 23%, con 4 liste civiche. Qui il clima è ad alta tensione e gli apparentamenti che sembravano ovvi sono saltati e sono volate anche parole grosse. Intanto Giancarlo Garozzo, uno dei candidati sindaco rimasti fuori al primo turno, ha realizzato una doppietta. Da un lato la sua lista, fuori sistema da Siracusa, si è apparentata con il candidato sindaco del centrodestra Ferdinando Messina. Dall'altro, in questo modo, ha bloccato il premio di maggioranza al sindaco uscente Italia, qualora quest'ultimo riuscisse a vincere il ballottaggio. 2 i comuni del Catanese. Si tratta di Aci Reale, dove si dovrà decidere tra Roberto Barbagallo, 8 liste civiche e il 34%, e Nino Garozzo, 5 liste con Fratelli d'Italia, Sud chiama Nord, Lega e DC col 26%. Prima l'Italia Lega, qui è il primo partito con oltre il 10% al primo turno. Il secondo comune è Aci Sant'Antonio, dove si sfideranno nuovamente Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria. Il primo con 4 liste civiche, che ha conquistato il 33% dei voti. Il secondo ha 5 liste con DC e Forza Italia e si è fermato al 30%. In provincia di Enna al ballottaggio soltanto Piazza Armerina, dove la vicenda è uno scontro interno in casa centrodestra, ma con incursione degli uomini di De Luca. Gli abitanti dovranno decidere chi sarà il prossimo sindaco tra Nino Cammarata, arrivato al 32% con 3 liste sostenuto da UDC e Fratelli d'Italia, e Massimo Di Seri, anche lui con 3 liste con DC, Forza Italia e Sud chiama Nord. Quest'ultimo spinto però anche da Forza Italia, che si afferma come primo partito con più del 15% dei consensi. Ci fermiamo una breve pausa, torniamo con altre notizie. Finalmente c'è il bando per l'ex Bluetech di Termini Imerese. Obiettivo: reindustrializzare tutta l'area che soffre da anni l'uscita della Fiat. Marco Gullà. Il 15 settembre alle ore 13, questo è il termine per presentare offerte per l'acquisto dello stabilimento ex Bluetech di Termini Imerese. Lo stabilimento nell'area industriale della città dell'Interland di Palermo viene da anni di difficoltà conseguenti la dismissione dell'impianto di produzione di automobili Fiat. Poi il capitolo Bluetech, che si è rivelato un fallimento per tutta l'area. Una telenovela a puntate. Lo scorso 4 aprile è stato infine siglato un accordo di programma con il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si spera in una svolta. Chi si aggiudicherà l'acquisizione potrà inoltre contare su contributi per 105 milioni di euro necessari anche per la riassunzione del personale. La pubblicazione del bando deve rappresentare una soluzione industriale concreta per l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. 11 anni di annunci e fallimenti. Per queste ragioni verificheremo concretamente l'evolversi di questa procedura. È chiaro che il governo regionale e il governo nazionale di Invitalia devono fare attenzione a quelli che saranno le aziende interessate per reindustrializzare Termini Imerese. Reindustrializzare un'area che soffre da troppi anni. Noi auspichiamo che le proposte fin qui arrivate a livello interlocutorio diventino manifestazioni di interesse vincolante, affinché si possa finalmente ripartire su quel territorio, affinché i lavoratori che da anni aspettano di poter ripartire con il lavoro possano avere effettivamente una possibilità. Sono 3 i gruppi industriali che hanno mostrato pubblicamente un interesse per un sito industriale che, oltre allo stabilimento ex Fiat, comprende anche la fabbrica di piccola lastratura e il sito Plastic Components, già Magneti Marelli. A rischio il progetto dei treni ad alta velocità fra Palermo, Catania e Messina. 2 dei 5 lotti sono in ritardo e il Ministero pensa di dirottare altrove i fondi del PNRR per evitare il rischio che vadano perduti, mancando solo 3 anni alla scadenza del finanziamento. Sentiamo Manlio Viola. Niente alta velocità fra Palermo, Catania e Messina e fondi del PNRR a rischio. I ritardi sul fronte dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanno costringendo il Governo nazionale ad una riflessione sull'assegnazione delle risorse per il potenziamento della linea ferrata dello Stivale. Mancano 3 anni al termine ultimo del 30 giugno 2026 imposto dall'Europa per completare le opere previste, ma molti progetti sono ancora in alto mare. E fra i lavori fermi c'è il progetto Alta Velocità Palermo, Catania, Messina. A Roma pensano
pensano dunque di spostare somme per 6 miliardi di euro da questi progetti fermi o in ritardo ad altre opere. Ci sono non soltanto la TAV in Sicilia, ma anche il raddoppio della Roma-Pescara. L'elenco è lungo. Per la Sicilia si tratta di 2 dei 5 lotti dell'alta velocità Palermo-Catania-Messina. Quasi metà della tratta mostra ritardi e le risorse potrebbero essere destinate ad opere in fase più avanzata o con maggiore fondi, come la tratta ferroviaria Napoli-Bari, dotata già di un finanziamento di 840 milioni di euro. Stesso destino per i fondi del progetto pugliese, che potrebbero andare invece alla linea ferrata Battipaglia-Taranto o a quella Orte-Falconara che unirà il Lazio alle Marche. Nei giorni in cui il governo nazionale festeggia dunque l'avanzamento dell'iter del ponte sullo stretto di Messina, il rischio è che qualora l'opera fosse realizzata i treni sbarcati in Sicilia si troveranno poi costretti a rallentare sensibilmente, vanificando praticamente tutto. E sulla vicenda è intervenuto il vice premier e ministro Matteo Salvini, che, commentando le notizie sulla revisione della parte del PNRR sulle ferrovie, ha detto che sono 60 i miliardi a disposizione del Ministero delle Infrastrutture per il piano di ripresa e resilienza e non sono a rischio, anzi, ha aggiunto Salvini, siamo in anticipo su tanti cantieri. Ci fermiamo una breve pausa. Questa mattina è stata aperta la spiaggia libera numero 3 alla Playa di Catania. La prossima settimana toccherà alle altre 2 spiagge libere e ai solarium della Scogliera. Eva Spampinato. Prima giornata di mare? Prima giornata di mare, sì. Siamo venuti alle 7. Come avete trovato la spiaggia? No, abbastanza pulita, sì. Dalle prime ore del giorno è un susseguirsi di arrivi e teli stesi sulla sabbia qui alla Playa di Catania. Siamo nella spiaggia libera numero 3, Stromboli, che questa mattina ha ufficialmente aperto i battenti dopo gli interventi di rigenerazione, bonifica e l'allestimento dei servizi. Punto bar attrezzato, docce, bagni, salvataggio in mare. Io facevo altre spiagge sinceramente, però mi hanno invitata a venirci, mi sono trovata bene e ci ritorno. Oggi è un ottimo giorno per fare il primo bagno. Crema protettiva, perché dobbiamo fare vedere ai professori che non siamo andate al mare, quindi ci dobbiamo coprire. E se c'è un segnale inequivocabile che indica che siamo alla playa, è questo. Passa cocco bello che gioia ti fa e dimmi quando cocco vuoi. La spiaggia è ampia e pulita, sono presenti punti di raccolta differenziata diffusi, ma adesso dovranno essere i catanesi e chi usufruisce della libera numero 3 a mantenerla pulita. Finalmente posso dire che la spiaggia viene un po' più curata. E stare attenti a chi butta cartacce, cose eccetera e prendere subito la multa senza aspettare all'anno prossimo, e così forse la gente, come dire, impara. Martedì prossimo toccherà alla spiaggia libera numero 2 Vulcano aprire le porte per il mare libero della playa con gli stessi servizi e una vasta area parcheggio. Domenica 18 sarà la volta della libera numero 1 Etna, la prima del Viale Kennedy provenendo dal Faro Biscari. Sul fronte solarium, entro metà della prossima settimana sarà operativo il solarium di Piazza Sciacca, proprio di fronte a Piazza Europa, e la discesa a mare per disabili di San Giovanni Licuti, che quest'anno ha anche una piattaforma molto più ampia e una progettazione più sicura e confortevole. Una notizia di calcio, il Catania SSD cambia ufficialmente denominazione e diventa Catania Football Club, società a responsabilità limitata. Un passaggio obbligatorio dovuto al salto del campionato dilettanti a quello professionistico di Serie C. L'adeguamento statutario e la modifica della ragione sociale, operazioni necessarie per l'iscrizione al torneo 2023-2024, sono stati disposti davanti al notaio dall'assemblea straordinaria del club. La FIGC ha subito riconosciuto la nuova denominazione. Io mi fermo qui con questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'attenzione e buona serata. Io parlo